Allora, ciao, grazie perché insomma, devo dire, siete veramente coraggiosi, alle 6 della mattina, che bisogna svegliarsi prima, prepararsi prima. Ma la Erika mi sembra messa meglio di te, 20 minuti, mi sembra un pochino... La Erika è sempre messa meglio di me, veramente, Ho una fatto, bella ho signora e fatto un quindi sacrificio. complimenti, complimenti. Allora, andiamo diretti di corsa, perché altrimenti qua il tempo è tiranno. Comunque, visto che siete in due, faremo magari un po' prima se ce la facciamo, in pratica. Allora, io direi sempre la situazione nazionale, soprattutto per quanto riguarda il Covid, con tutto quello che riguarda il Covid, ma soprattutto, diciamo, con le scuole in pratica. Ci sono l'articolo di fondo, il titolo di fondo di quasi tutti i giornali nazionali, anzi credo di tutti, è il rebus 14 settembre che si apriranno le scuole, niente mascherine sui banchi di scuola, c'è l'intesa sui trasporti, il comitato tecnico scientifico fa cadere l'obbligo di indossarle se seduti 1 metro, ok ai mezzi pubblici, pieni all'80%, sugli scuolabus capienza piena per le corse brevi. Io direi cominciare subito da Erika, che anche sulla sua esperienza regionale si è parlato molto di trasporti, giusto Erika? Beh, sì Andrea, intanto buongiorno a tutti, quando vi alzerete vedrete i mostri, ma lasciamo perdere, dai, speriamo non vada Questi così sono i male. mostri. è riferito a me comunque. A tutti dai, per far condicio. I mostri anch'io, perché alle 6 della mattina, mi sembra quando andavo a Canale. Allora, beh, il tema trasporti, come sappiamo, è insieme a quello della scuola legato ed è uno dei nodi cruciali e più critici che ho seguito in questo periodo. Mi è capitato di frequentare dei mezzi di trasporto a mio avviso non del tutto adeguati in quanto mancavano assolutamente le distanze di sicurezza, parlo di vaporetti soprattutto e non solo, anche bus. Sono stata più volte sollecitata da parte di utenti pendolari perché la linea era stata soppressa piuttosto che appunto a bordo non venivano rispettate, diciamo, le misure di sicurezza da mantenere, che, lo ribadiamo, sono misure di sicurezza che non diciamo noi, non dicono i politici, ma le prevedono i tecnici, quindi le persone che sono atte a capire cosa bisogna fare in un periodo di emergenza mondiale come questo. Non è un problema che riguarda solo noi, solo il Veneto, ma è tutto il mondo in questa situazione e bisogna stare attenti a non tornare indietro, quindi in un altro lockdown, come può essere, come sta succedendo anche in altre realtà diverse dalla nostra, per fortuna, però c'è questo pericolo dietro l'angolo che bisogna scamparlo assolutamente, altrimenti per noi sarebbe la fine. Quindi, nodo trasporti, finalmente il CTS, che è il Comitato Tecnico Scientifico a cui si è affidato il governo in carica, ha decretato che è possibile arrivare ad una capienza dell'80% nei mezzi di trasporto e quindi viaggiare, diciamo così, in sicurezza. Oltre a questo, il problema della mascherina è stato risolto con il distanziamento sociale. La ministra Azzolina aveva già spiegato che l'uso della mascherina era ancora, diciamo, una situazione incerta fino alla fine del mese di agosto, proprio perché si doveva monitorare l'ascesa o la discesa della linea del contagio e quindi vedere se le condizioni permettevano il non utilizzo della mascherina in condizioni di mantenimento del distanziamento sociale. Finalmente anche questa cosa è stata chiarita. Le scuole quindi possono aprire in sicurezza il 14 settembre, chiaramente. Ognuno di noi deve fare la propria parte, perché nessuno di noi intanto è immune da questo virus e quindi invito tutti, anche i più negazionisti, a prendere coscienza del fatto che non si può scherzare con questa cosa, che i numeri dei contagi sono in aumento e bisogna quindi stare molto molto attenti ancora. E quindi solo con il comportamento serio e responsabile di tutti possiamo venire fuori da questa brutta epidemia, perché finché non avremo il famoso vaccino non possiamo
ritenerci tranquilli di andare dove vogliamo, fare quello che vogliamo. E soprattutto è un appello rivolto ai giovani come me, ma anche più giovani che hanno bisogno e li capisco benissimo che vogliano stare con altre persone in grandi assembramenti, nei bar, eccetera, però c'è ancora la necessità per il bene di tutti, soprattutto di quelli meno giovani, di stare attenti e quindi evitare, diciamo, situazioni di pericolo, insomma, come quelle che abbiamo visto un po' non solo in Veneto ma anche in tutta Italia. Beniamino, ti passo la parola e ti leggo un attimo un altro titolo che è sempre legato, quindi magari puoi integrare, che è sempre dal Gazzettino. Influenza, la mossa dell'USL, ordinati oltre 167.000 vaccini, il piano disegnato dall'azienda sanitaria allaga la platea anche a chi ha meno di 65 anni. Il direttore generale Dalben: ci prepariamo a non confondere la febbre con il coronavirus. Quindi se vuoi integrare, visto che anche Erika ha parlato di vaccini, se vuoi parlare un po', dire la tua su questo tema. Intanto per continuare il discorso iniziato da Erika relativamente all'apertura delle scuole, va detta una cosa molto semplice. Trovo imbarazzante che apriano le scuole il 14 di settembre per poi fare le elezioni il 20 e il 21. Si poteva invertire queste date e anticipare le elezioni per dopo fare l'apertura regolare delle scuole, nel senso che il 14 apriranno le scuole, poi chiuderanno per le elezioni, si dovrà sanificare, sistemare il plesso scolastico per convertirlo in seggio elettorale, per poi richiuderlo e sanificarlo per poi riaprire le scuole. Io questa mossa fatta dal governo in queste date non le ho proprio capite, però comunque è andata così, è inutile piangere sul latte versato, la critica è già stata fatta e anche in maniera forte al governo su questa cosa e non voglio ritornarci. Per quanto riguarda invece i trasporti, io capisco che non possiamo aprire le scuole in sicurezza se poi non garantiamo un trasporto in sicurezza per quanto riguarda le persone. Mi riferisco non solo agli alunni, che se ne parla tanto, ma anche ai professori, anche al personale scolastico e anche comunque tutti quelli che gravitano, i genitori piuttosto che altri. Non si può neanche dire che i bus vengono omologati anti-Covid per l'80%, perché comunque se non garantiamo una capienza dei bus e un numero dei bus sufficienti, io autista dell'autobus, quando faccio entrare gli utenti all'interno del bus, se arriva una certa capienza, cosa dovrei fare poi? Dovrei dire a quelli della fermata di aspettare il prossimo autobus se hanno fretta di andare a scuola, a lavorare, eccetera. Quindi c'è anche questo imbarazzo da parte dell'autista, magari, che è costretto a lasciare a terra delle persone. E secondo me alla fermata dell'autobus lì c'è il vero assembramento mentre arriva l'autobus per entrare all'interno, piuttosto che se continua questo messaggio che i bus non potranno contenere tutti gli utenti che aspetteranno l'autobus alla fermata della Corriere, si scatenerà anche un po' quella concorrenza per montare prima, quindi un po' di ressa, e queste cose non vanno bene e bisogna pensarle, nessuno ne parla e secondo me è un fatto molto grave. Per quanto riguarda i vaccini invece abbiamo visto nella stampa o comunque ascoltiamo al telegiornale che il Veneto, che è la prima sanità, quella che ha gestito meglio il Covid, che sta già, mi pare sia a Verona se non ho letto male, il punto dove stanno studiando e cercando di codificare questa medicina, questo virus per riuscire a superare questa pandemia, insomma, che ci sta proprio preoccupando tutti. Bene ha fatto prima Erika a invitare comunque tutti alla prudenza, perché ricordiamoci che anche se noi nel nostro territorio viviamo un po' in un'isola felice ultimamente perché non abbiamo morti, ma siamo a zero e come contagi non se ne parla, quindi non è un periodo insomma di preoccupazione. Ci deve essere un periodo di prudenza perché comunque il virus è dappertutto.
bene dice anche di non confondere le semplici influenze e mali di stagione con il Covid, perché ricordiamoci che ci sono sempre state, insomma, le influenze piuttosto che i raffreddori, eccetera. Una cosa però volevo dire sulle scuole prima di dimenticarmi. Non capisco perché nessuno ci ha pensato a misurare la febbre a chi entra all'interno del plesso scolastico. Non mi pare di aver letto o sentito che ci sono tra i protocolli, cioè per... Scusa se ti Sì. interrompo, io ho letto che praticamente avevano valutato di fare questa operazione, ma avrebbe rallentato moltissimo l'entrata degli studenti e quindi aumentando le possibilità del contagio. È per questo che è stata, sembra che sia Guarda, stato... io ti dico, sono per lavoro, io mi muovo in tutto il Veneto e vado sugli studi di consulenza del lavoro, dei professionisti, insomma. Eh, Ci sono dei meccanismi automatici, l'innovazione oggi ci permette di avere delle colonnine che in maniera veloce ti misurano la febbre. Tu semplicemente passando per queste colonnine che hanno dei tablet installati, ti passi proprio veloce e lui ti dà una luce verde con la temperatura in un secondo. Quindi non è neanche vero che ci deve essere qualcuno che non si prenderà mai la responsabilità, perché anche quello era il problema, che nessuno voleva misurarle le febbre, a mettersi là l'operatore scolastico, il docente piuttosto che il preside, non volevano questa delega di responsabilità da parte del governo. Però ci sono oggi l'innovazione ci permette veramente, dato che ha fatto passi da giganti, di semplificare le cose. Tutto qua. Hai ragione, concordo con te su questo tema. Ascolta, allora io direi un altro tema che è di carattere, diciamo, più provinciale ma anche locale. Proprio ieri sera un residente di Piazzale Europa mi ha scritto invitandoci a scrivere ancora del problema dei giovani che fanno comunella lì e diciamo che a suo dire terrorizzano. E poi mi scriveva che è una vergogna che in una città come Chioggia siamo indietro tutti quanti. Io gli ho scritto guarda che non è così, perché io credo che siamo ancora un'isola felice, perché se vai a Mestre di notte le donne hanno paura a girare, si girano e altre cose. Allora vi leggo un titolo sempre del Gazzettino di Jesolo. Noi come Chioggia Azzurra abbiamo riportato ancora giorni fa di un'altra rissa che era venuta nella notte, mi sembra fra sabato e domenica, sempre in zona nella famigerata Via Alga. Vi leggo un articolo di Jesolo, appunto a Jesolo quest'estate è stata più volte citata dalla stampa regionale. Dopo caos e risse arriva il giro di vite, di sera le spiagge saranno blindate. Con i locali chiusi per il timore di contagi, i giovani si riversano tutti nelle piazze e alla lunga la situazione è insostenibile. Quindi al contrario di quello che mi scriveva ieri questo residente esasperato da quello che succede in Piazzale Europa, anche a Jesolo, che è una città, anche se volete a mio avviso più piccola anche, diciamo, perché il nostro territorio in realtà è molto più grande, su questo tema sicurezza, giovani, assembramenti, tu cosa ne pensi, Erika? Diciamo anche che noi siamo più famosi per questo tipo di attività, ma a parte gli scherzi, il problema dei giovani va affrontato con serietà. Ci sono un po' ovunque, insomma, certe situazioni che non sono belle né da sentire e tantomeno da vedere. E soprattutto in un periodo come questo capite bene che risse o assembramenti di ogni tipo possono causare un problema per tutti, per tutta la comunità. Quindi secondo me va dato, diciamo, spazio a un progetto che abbia a che fare con come dire, il recupero di alcuni giovani che dimostrano così facendo un disagio. A quale livello non lo so perché non sono un'esperta, però è evidente che non si possono lasciare da soli, che vanno trattati i casi più gravi seriamente e bisogna indagare su quali sono le vere cause, se sono di origine familiare oppure di mezzo, addirittura ci può essere qualcos'altro. Ci sono anche altre situazioni, soprattutto zone di periferia, zone di stazione, eccetera,
quindi quelle diciamo più ai margini, più degradate della società, in cui gira tantissima droga anche, ed è un problema serio ed è sempre più in aumento costante, direi. Ci sono state anche delle retate di recente, ma il flusso continua. Quindi bisogna assolutamente mettere tutto quello che si può mettere in campo, quindi forze dell'ordine, tutto quello che può servire per creare proprio una situazione di sicurezza a 360 gradi. L'ultima cosa che mi viene da dire, perché riguarda un po' più da vicino il nostro litorale, vabbè, lasciamo perdere tutta la problematica di questi giorni che riguarda il maltempo, la sparizione della spiaggia di Isola Verde. Sto guardando delle immagini veramente terrificanti, e anche sulle spiagge devo dire c'è un problema che riguarda proprio gli assembramenti, e quindi anche qui è impossibile pensare di mettere una persona a controllare quelli che passano nella spiaggia, quelli che stazionano nella spiaggia. Quindi è chiaro, ritorno al concetto di prima, che molto dipenderà dal nostro senso di responsabilità. Se noi siamo responsabili e riusciamo a trasmettere ai giovani questo senso di responsabilità, quindi è un appello che si fa a tutti, a noi stessi prioritariamente, ma anche alle istituzioni, alle associazioni, a tutti quelli che possono avere un ruolo in questa società, riusciamo effettivamente a fare qualcosa di buono. Sappiamo che sarà per un periodo limitato, un'epidemia dura comunque un periodo e poi sparisce tecnicamente. Bisogna avere pazienza e sopportare tutti insieme, tutti uniti, questo periodo. Spero anche che da questo derivi come dire, ci possa essere una riscoperta di alcuni valori di una volta, di un senso di solidarietà che stiamo perdendo un po' così, un po' un tot al chilo ogni giorno, e quindi ecco, che qualcosa di buono possa nascere anche dalle situazioni più difficili che ci troviamo a vivere oggi. Beniamino, tu che hai anche esperienza di spettacolo, di eventi, magari indirettamente, ma ce l'hai, insomma. Guarda, c'era da aspettarsela che la coda di una crisi sanitaria, che poi è sfociata in una crisi economica, si potesse anche declinare in una crisi culturale. Questo lo dico perché, lo ripeto anche da tempo, che non può essere che i giovani che dormono su un posto per lavorare debbono essere pendolari, per divertirsi debbono essere pendolari, e quindi quando non hanno la possibilità di andare a lavorare perché c'è la crisi economica e quindi non ci sono nuovi sbocchi di lavoro, chiudono le discoteche, chiudono alcuni pubblici esercizi, o comunque non aprono perché l'imprenditore non ritiene che ne valga la pena, e questi si trovano comunque per strada e su delle città come Jesolo, Chioggia. Ho letto anche oggi sulla rassegna stampa Campolongo Maggiore, piuttosto che in Riviera del Brenta, sono successi più casi di risse o comunque situazioni poco piacevoli per i giovani che si sono in qualche modo resi protagonisti di questi fatti spiacevoli, e se non si fa della prevenzione relativamente a queste situazioni, poi ci scontriamo con la dura realtà che questi ragazzi che vengono sempre rimproverati non imparano, non vogliono imparare nulla, perché penso che prima ancora delle punizioni o dei rimproveri questi giovani abbiano bisogno di esempi, e oggi esempi ne trovano veramente pochi.
parlo del mondo del lavoro, per le brutte esperienze che possono avere, ma parlo anche della politica, per l'alto tasso di litigiosità che c'è, quindi il messaggio negativo, piuttosto che anche sulla società civile non riescono ad avere degli esempi delle persone che in qualche modo possono scaldare i loro passi del loro percorso di vita che stanno facendo e quindi si sentono in qualche modo abbandonati e si comportano con adesso non voglio giustificarli, però si comportano con la naturale bellezza della gioventù che a volte anche esplode in questi fatti veramente spiacevoli. Poi è anche vero che il problema della disoccupazione, il problema degli stupefacenti, il problema della noia o comunque della asocial, cioè questi tablet, questi cellulari che in qualche modo non fanno più compagnia ma ti isolano in un modo di comunicare diverso, comunque comporta, questa sommatoria di elementi comporta comunque anche a delle situazioni spiacevoli o comunque non normali. Di conseguenza la politica, le politiche giovanili, le politiche educative, ma per dire politiche educative intendo dire non solo la scuola, voglio dire anche lo sport, la cultura, una serie di cose belle da scoprire, devono in maniera insistente proporsi nel territorio con dei progetti e anche la prevenzione comunque, perché se non c'è il controllo e il presidio del territorio, se non c'è una divisa, un agente in divisa che si fa vedere, comunque non ricordiamo loro che comunque c'è un'autorità che vigila sul territorio perché i cittadini debbano comportarsi bene nella vita, insomma. Quindi... ti interrompo perché abbiamo pochi minuti ancora, volevo farvi certo. interventi anche. Allora, scusami se ti interrompo. Io no, passo un attimo alla stampa locale e cerco di essere sintetico sulle domande, magari anche voi sulle risposte, perché vorrei concludere entro qualche minuto, insomma. E poi vorrei darvi la parola sulla vostra campagna elettorale, che insomma mi farebbe piacere che diceste qualcosa. Allora, io direi uno dei due articoli più interessanti è sulla ex Turati. Ex Turati, vi leggo il titolo della Nuova Venezia: ex Turati senza pace, se usata dai turisti, no agli appartamenti. Voi sapete che ci sono state due offerte in questo momento per l'utilizzo di quell'immobile comunale che da tanti anni non utilizzato. C'è una società, un'impresa di Padova che propone di vuole fare un istituto di riposo per tutti, una cosa diciamo alla portata di tutti, e invece chi propone di fare negozi, attività, eccetera, eccetera. Su questi due, il vostro parere personale sintetico, Beniamino, meglio casa di riposo, meglio appartamenti? La domanda è un po' secca, rispondi come vuoi ovviamente. No, la prima cosa che io dico è che la politica deve smetterla di andare sulla stampa a dire le intenzioni che si vorrebbero fare sulle cose. Io sono un tipo molto concreto. Io dico che se c'è un'offerta e si vuole aprire un bando e l'amministrazione ha le idee chiare, e allora lo faccia e non pubblicizzi le cose, perché della Turati in 4 anni e mezzo ne abbiamo parlato tantissimo, non perché noi dell'opposizione ci piace parlare della Turati sempre, ma perché ci sono giunte delle indicazioni da parte della Giunta, perché è uscita nella stampa, mai visto per una delibera, quindi nulla di concreto, però è inutile dare sulla stampa a dire faremo una casa di riposo, faremo appartamenti o faremo un albergo sulla Turati, se poi non si realizza, perché alla fine la dialettica della politica o la polemica che ci può scaturire poi è aria fritta, nel senso che non c'è nulla di concreto. Di persone interessate alla Turati in questi ultimi 20 anni ne sono venute tante e nessuno ha fatto mai nulla. Io dico una cosa ben diversa invece. Innanzitutto, per rispondere secca alla domanda che hai fatto, né appartamenti né case di riposo in lungomare, davanti alla spiaggia, in mezzo a un complesso turistico che sono gli stabilimenti balneari, piuttosto che il centro storico di Sottomarina, in mezzo al traffico e allo smog che si causa nei 3 mesi estivi d'estate. Non mi pare che sia una cosa intelligente fare una casa di riposo in questo contesto. Se poi abbiamo bisogno di case di riposo,
abbiamo sempre magari la Corte di Salasco a Cavannella, piuttosto che gli immobili abbandonati in via del Boschetto, piuttosto che altri immobili a cui si può pensare se c'è questa necessità, ma possiamo discuterne. Per quanto riguarda la Turati, invece, la cosa più drammatica di questa situazione è che a noi serve un PAT in città, serve uno strumento urbanistico generale di assetto del territorio dove diamo le destinazioni d'uso, dove diamo le possibilità di credito edilizio, dove diamo magari la possibilità di unire alla Turati anche il giardino della Padoan piuttosto che le zone contermini per fare un progetto appetibile per un investimento milionario che può fare un imprenditore anche da fuori, insomma, per costruire magari un resort piuttosto che un albergo, le terme, piuttosto che qualche offerta turistica Ok, ricettiva. fammi sentire Erika, se no il tempo ci sfugge, scusami. Certo. Ma guarda, Beniamino ha citato un paio di opere che questa amministrazione, ma che tutti i cittadini di Chioggia hanno ereditato da precedenti amministrazioni. Noi le abbiamo chiamate nel nostro programma elettorale le cattedrali nel deserto, ovvero quegli edifici costruiti negli anni che sono stati abbandonati o addirittura non finiti. E questo è uno come quello della Corte Salasco, ma anche il centro congressi in lungomare, anche il teatro Astra, insomma tutti edifici di cui la città avrebbe bisogno, che sono stati costruiti o costruiti a metà e lasciati parcheggiati con le 4 frecce. Ed è una delle grandi problematiche che ci siamo presi in carico e l'amministrazione ha deciso in qualche modo di dare una collocazione a queste strutture per il bene della città e quindi farle tornare ai legittimi proprietari. Questa della Turati è sicuramente un'area bellissima, straordinaria, davanti alla spiaggia, vicino alla diga di Sottomarina, che è unica nel suo genere, e quindi va valorizzata secondo me al massimo. Quindi che si tratti di fare o l'una o l'altra, non è questo il tema, secondo me il tema è come valorizzare il più possibile un'area come questa e trarne il maggior beneficio possibile per la città e per i residenti. La struttura è grandissima, come potete vedere, e si può fare un po' quello che si vuole in realtà, perché è talmente grande che o la si può anche spacchettare e dividere, suddividere, insomma gli usi che se ne possono fare sono tanti, chiaramente devono essere a mio avviso compatibili anche con quello che alla città serve, quello che necessita di più a Sottomarina e a Chioggia. Magari insieme nel complesso si possono valutare anche gli usi che si possono fare degli altri edifici lasciati con le 4 frecce accese, e anche qui insomma si potrebbe anche fare un sondaggio, un concorso di idee per capire a cosa la città mira, se i cittadini sono più contenti di un complesso alberghiero, di una RSA, insomma quello che può essere più congeniale, diciamo, a tutti. Quindi la speranza è però che prima o poi si metta in moto questo edificio che possa finalmente, insomma, vedere la luce, ecco, dopo tanti anni di chiusura. Sentite, allora siccome io l'ho invitato anche perché voi sapete che parteggio per voi, e lo dico apertamente, diciamo per i candidati locali, ma particolarmente per voi due, per la Patrizia Trapella, per il Marco Dolfin e per Jonathan Montanarello, io veramente sto facendo una mia campagna perché la gente voti i candidati locali, in particolare quelli che a mio avviso hanno le più possibilità di successo. Voi siete, a mio avviso, 2 campioni, lo dico proprio non per piaggeria, perché tu, Erika, soprattutto alle elezioni dell'altra volta, sei riuscita a imporre la tua personalità prendendo tantissime preferenze. Voglio ricordare che è assolutamente importante scrivere il nome sulla scheda elettorale, e questa è proprio una battaglia che sto proponendo ai chioggioti, e tu l'altra volta sei riuscita a pescare veramente tantissime preferenze nell'ambito non solo di Chioggia ma anche della provincia di Venezia. Tu, Beniamino, hai un'esperienza, credo che sia il 4º o 5º mandato che fai
hai raggiunto un'esperienza amministrativa non da poco, sei stato assessore, sei stato consigliere provinciale. Ecco, a mio avviso, anche se in questo momento i sondaggi sia di Forza Italia che di 5 Stelle regionali non avete forse il vento in poppa, però io credo che le chance ve le giocate e siete assolutamente in partita. Cosa vi aspettate da questa campagna? Insomma, quello che volete, cosa volete invitare, perché i cittadini devono votare per voi? Insomma, quello che volete. Io comincerei da Beniamino e poi lasciamo la parola, direi 2 minuti a testa, circa, dai, più o meno. Vai tu, Beniamino. Certo, la gente in città, gli amici e i cittadini, dico in città, ma in tutta la provincia di Venezia, con le esperienze che ho fatto, mi conoscono. Sono stato anche in provincia 5 anni, ho messo in piedi una scuola di formazione politica da 4 anni a questa parte in tutta la provincia di Venezia, e quindi ho conosciuto molte persone che mi stimano, che mi sostengono e che in questa esperienza fanno il percorso insieme a me. Poi declinare tutta questa cosa, questo sostegno in termini di preferenze è estremamente difficile, per la questione di chi va a votare, l'affluenza al voto, di chi vota correttamente, di chi si ricorda di scrivere nome e cognome del candidato, quindi Beniamino Boscoli in questo caso, nella scheda elettorale. Per quanto riguarda i temi che seguo, sono quelli quotidiani di natura umana, legati insomma alla città e ai cittadini, ma anche al territorio, perché penso che siano importanti insomma preoccuparsi anche di sinergie nel territorio e non solo essere campanilisti. Quindi ho esperienza da vendere sotto il profilo della pubblica amministrazione, ma anche del mio lavoro, perché ricordiamoci che sono consulente sul commercio, sul turismo e sui servizi di terziario, mi occupo di welfare e finanziamenti europei, tutti temi insomma importanti per la regione, che poi devono ricadere in qualche modo sulle politiche nel territorio, e mi fermo qua. Erika? Allora, è una campagna che non serve che ve lo dica io, molto strana, per cui invitare le persone ad andare a votare prioritariamente è importante. Tanti hanno anche paura in questo istante di andare a votare per il Covid, però se noi rispettiamo le misure di sicurezza credo non ci saranno grossi problemi. Quindi chiedo anch'io, come ha fatto Andrea, alle persone di scrivere la preferenza, perché è importante avere un nostro rappresentante al quale possiamo in ogni momento andare a tirare la giacchetta, perché a differenza delle elezioni politiche, qui alle regionali e anche alle comunali chiaramente si vota per la persona, quindi si crea questo rapporto diretto, di democrazia diretta lo chiamerei addirittura, tra l'elettorato e il portavoce in regione, in consiglio regionale. Quindi la possibilità che ci viene data, sfruttiamola, scegliamo la persona che secondo noi meglio ha rappresentato un territorio come il nostro e non solo. Io dal canto mio ho fatto 2 operazioni molto importanti, /3, che non vi dico per scaramanzia, ma dovrei essere addirittura d'arrivo. La prima, il blocco del deposito di GPL, che sarebbe stata veramente la pietra tombale su tutte le attività del porto e non solo, su tutte le attività economiche della città, ai pressi del centro storico, che finalmente verrà smantellato grazie ai 29 milioni di euro messi a disposizione dal governo, quindi una somma molto importante, non scontata di sicuro, per un'unica città come la nostra. Dall'altro lato, tutto poi la questione portata avanti, devo dire, a maggioranza assoluta da tutto l'arco parlamentare, che ha riguardato Riva Lusenzo. Grazie alla firma che ha messo il nostro ministro veneto D'Incà, siamo riusciti ad approvare quella legge che si portava avanti una diatriba, una questione lunga 100 anni, e finalmente siamo riusciti a risolverla. Quindi questo è il mio modo di intendere la politica, a favore dei cittadini senza contrapposizioni, perché se un'idea è buona va perseguita, a prescindere, diciamo, dai colori politici. Quello che importa, a mio avviso, è il lavoro per i cittadini, perché la politica deve rispondere alle esigenze
dei cittadini e non alle esigenze dei politici, come spesso però è accaduto. Quindi la mia speranza è che... Dobbiamo chiudere perché i minuti soccorrono. Io vi ringrazio della partecipazione. Grazie a voi. Grazie a voi. A montare il servizio. Grazie. E buona giornata. Ciao, 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 ciao. Ciao, buona giornata. Ciao Erika. Ciao a tutti. Ciao.